Martedì 7 aprile, piove nell'ufficio postale appena ristrutturato. Le foto ci sono giunte il giorno di Pasqua e potrete vederle sulla nostra pagina di Facebook. Il pavimento della sede centrale delle poste in via Matteo Ripa è allagato e l'acqua viene dall'alto. Secondo alcune fonti il tetto, oggetto dei lavori di risistemazione dei locali, si sarebbe scoperchiato e quindi i lavori dovranno riprendere presto e solo allora forse sapremo i motivi specifici che hanno provocato la perdita e l'allagamento, ma grazie a Dio abbiamo gli agganci utili per fare venire subito il nuovo camper. Ultime 3 settimane di preparazione delle liste, poi presentazione in municipio ed apertura della campagna elettorale comunale. Poco tempo ancora, ma i nodi sono tanti e le coalizioni potrebbero subire ancora scossoni significativi, se non ci saranno veri e propri terremoti. Al momento in campo ci sono diversi candidati alla carica di sindaco, anche se non tutti con reali possibilità di sedere sulla poltrona che fino allo scorso settembre era di Martino Melchionda. La coalizione dei moderati ha da tempo puntato sulla candidatura di Massimo Cariello, esponente del nuovo PSI, il partito del presidente della regione Stefano Caldoro. Con Cariello, oltre al nuovo PSI, saranno in campo le civiche Movimento Popolare per il Cambiamento ed Ascolto Cittadino, poi Area Popolare che raccoglie i moderati dell'area UDC ed NCD, nonché Fratelli d'Italia. Fuori dalla coalizione dei moderati sarà Forza Italia, che puntando sulla famiglia Cardiello perde buona parte del suo gruppo dirigente che sta con Massimo Cariello. Ancora il candidato Cardiello di Forza Italia imbarca anche i leghisti di Salvini. Damiano Cardiello imposta i suoi slogans sul rinnovamento, appannato però dal sostegno del padre, il senatore Franco, che ha imposto la sua candidatura a primo cittadino facendo valere la sua carica parlamentare. Nel centro-sinistra le primarie di Eboli, imbarazzanti per le inchieste in corso, hanno decretato la candidatura di Antonio Cuomo, al fianco del quale dovrebbero esserci API, l'ex partito di Rutelli, ma c'è il rischio che Cuomo perda il sostegno di una parte degli amministratori uscenti, conservando però l'alleanza con Carmelo Conte. Ha invece optato per la sinistra radicale Salvatore Marisei, esponente dei riformisti nel PD, che dovrebbe essere il candidato anche di SEL e Rifondazione Comunista. Il Movimento 5 Stelle ha annunciato la candidatura di Erasmo Venosi, ma ci sono problemi di equilibrio e si registrano le prime defezioni. Vincenzo Caputo, ex PD, corre con 2 civiche e Italia dei Lavori. Potrebbe rientrare la candidatura di Assunta Nigro del Movimento Arancione. In questo caso la ritroveremo al fianco di Marisei. Curiosità per la posizione dell'ex sindaco Melchionda, si confermano le voci che lo vorrebbero vicino a Forza Italia e quindi con Cardiello. Dal 12 aprile fino al 17 maggio prossimi, in occasione del 70° anniversario della fine della guerra di liberazione, il Museum of Operation Avalanche di Eboli, in collaborazione con l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezioni di Scafati e Federazione di Salerno, ospiterà una mostra sugli episodi di resistenza popolare al nazifascismo nell'Italia meridionale. Nata con la documentazione fotografica riguardante le 4 giornate di Napoli, la mostra rappresenta un progetto aperto che vuole narrare gli episodi, conosciuti e meno noti, che riguardano l'intera regione. L'anno scorso, grazie al lavoro della sezione Bernardino Fienga di Scafati, alla mostra si sono aggiunte foto e documenti riguardando i fatti appunto di Scafati del 28 settembre del 1943 e l'intenzione è quella di allargarla ulteriormente ad altri episodi come quelli di Sarno, Castellammare di Stabia ed Agerola, che in occasione del 70° anniversario dell'Operation Avalanche sono stati riconsiderati nelle rievocazioni e nei ricordi dei pochi protagonisti ancora vivi. Ed è tutto, arrivederci alla prossima.